ci sono state abitazioni che risentiranno di questo passaggio dell'acqua, tant'è che adesso ci stiamo attivando anche per la dichiarazione dello stato di calamità, in modo che chi ha avuto magari anche più danni possa almeno accedere a una possibilità, ecco, di aiuto. Dichiarazione di stato di calamità. Dopo gli allagamenti dovuti al violentissimo nubifragio delle ultime ore, Noale sta tornando lentamente alla normalità, ma le ferite lasciate dal maltempo sono in alcuni casi serie. Ci troviamo di fronte a degli eventi che sembrano quasi ormai monsoni, quindi se anche ci sono stati d'allerta sono per forti temporali, ma non sicuramente per una bomba d'acqua come è capitato ieri. Noi come amministrazione avevamo varato il piano delle acque proprio per avere un monitoraggio completo del nostro territorio e degli interventi da effettuare. Sono stati fatti interventi proprio di scavo sui nostri fossi insieme al Consorzio Acque Risorgive, un intervento importante a confine con Scorzè, potenziamento di pompe in via Ongari e via dei Tigli, è stata fatta una pulizia anche del fossato limitrofo alla nostra oasi che creava problemi di non deflusso delle acque sempre in via Ongari, una delle tradizionali che sono andate sott'acqua, e anche in questa circostanza nonostante gli interventi ci sono stati problemi di acqua, quindi sì, molti interventi, non bisogna mai abbassare la guardia. Noale è anche un comune al voto. Le due candidate al ballottaggio del 9 giugno sono l'attuale sindaco Patrizia Andreotti e Michela Barin. Oggi, davanti all'emergenza, la campagna elettorale si è fermata, almeno per qualche ora. Io non voglio fare polemica su questo evento né strumentalizzare questa veramente tragedia che si è verificata a Noale. Tantissime famiglie hanno le case allagate. Io sono convinta però che bisogna tirare fuori dal cassetto il piano delle acque. È da troppo tempo che deve essere fatto qualcosa, lo sanno tutti che è un problema importantissimo per Noale. Adesso sono qui in questo momento a Moniego perché ci sono delle difficoltà evidenti alle caditoie, ai pozzetti, veramente alla manutenzione ordinaria che deve essere fatta costantemente. Questo è il problema principale da risolvere.